Mi portano in camera, Lorenzo a destra, Carlotta a sinistra. E dentro di me pensai, adesso se li verranno a prendere. Passa un'ora, nulla. 2 ore, nulla. Chiamai un'infermiera che era un mix tra la signora Rottermeier e Maria De Filippi. Dice, scusi, ma non ve li prendete i bambini? No, in questo ospedale non si fa. Li lasciamo sempre con voi. Ma perché non ve li tenete fino a 18 anni? Io non ce la faccio da sola. Fortunatamente, nella sfortuna, Lorenzo, il bambino, aveva bevuto il liquido amniotico, un po' di rigurgito, littero, rompicoglioni subito, maschio, mi ha fatto capire come sarebbe stata la vita mia. E l'hanno portato in incubatrice e rimasi con Carlotta, signora. Da sola con mia figlia, un po' preoccupata per il bambino, ma si risolve poi in pochi giorni. Avevo un corredo fatto nuovo, una bella camicia di notte comprata a OVS di flanella, vestaglia di flanella, pure la ciabatta di flanella. Pensavo gennaio farà freddo, un caldo dentro a sto ospedale. Volevo tagliare tutto, feci tagli da dove. Una sola preghiera feci io nella mia vita. Pensavo, quando un giorno diventerò mamma, ho poco seno, ti prego, fammi avere un po' di seno, perché pensavo che poco seno corrispondesse a poco latte, ma non è vero. Ci sono donne che hanno un seno così, il latte non arriva, invece io, sarà stata la camicia di notte di flanella. L'emozione, alle 3 di notte mi si alzarono le ascelle e sentii un profumo di viola pensando fosse arrivato Padre Pio. Richiamai l'infermiera e dissi, ho la febbre. Lei mi guardò e mi disse, come mai? Che cazzo ne so, sei tu l'infermiera. Tiri fuori la lingua. Niente, mi vide l'occhio, niente, girò dietro e mi toccò il seno. Dico, oh, ma che buona botta. Dice, signora, ecco perché è arrivata la febbre, perché è arrivato il latte. È arrivato il latte, sì, mi porti pure 2 biscotti, c'ho una fame. Dice, no, è arrivato il latte al seno. Oddio! Dice, attacchi la bambina. Ma che attacco? Fammi fa 2 selfie, dico. Alle 3 di notte ho mandato le mie sise in tutta Italia, pure a Berlusconi, dico, non c'è mai, non mi richiama che c'è. E finalmente ho attaccato mia figlia. Poco dopo avrei con il tiralatte portato il latte su a Lorenzo. E nel momento in cui tua figlia si attacca, anche se poi il latte non ne avrai più, tornerai indietro e tua figlia, i tuoi figli li crescerai solo con il latte artificiale. Nel momento in cui tua figlia si attacca al seno, anche se li hai portati in grembo per 9 mesi, in quel preciso istante realizzi che sei divenuta madre.